Fermato dai carabinieri il suocero dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, ucciso a Ferragosto. Si fa il nome dell'ex commissario Venuti per la carica di direttore generale. Hub a casa tua, iniziativa per invogliare le persone. Presentato il nuovo allenatore della SEAP Aragona. Buongiorno da TVA Notizie. A 3 settimane dall'omicidio dell'ex presidente del Consiglio Comunale di Favara, Salvatore Lupo, i carabinieri hanno fermato il suocero della vittima, Giuseppe Barba. I dettagli nella conferenza stampa al comando provinciale dove c'era Arturo Cantella. Alle ore 5 del mattino i carabinieri della compagnia di Agrigento e della tenenza di Favara hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di Barba, di 66 anni, pensionato, residente a Favara, ritenuto responsabile dell'omicidio di Salvatore Lupo, avvenuto il pomeriggio del 15 agosto scorso all'interno di un bar del centro della cittadina favarese. Il provvedimento restrittivo è stato emesso dalla Procura della Repubblica di Agrigento, firmato dal procuratore dottor Luigi Patronaggio e dai sostituti procuratori Paola Vetro e Chiara Bisso, presenti stamani alla conferenza stampa tenuta al comando dei Carabinieri di Agrigento, alla presenza del comandante colonnello Vittorio Stinco, del maggiore La Rovere e del capitano della tenenza di Favara, Fabio Armetta. La vittima è stata uccisa con 3 colpi di pistola esplosi da distanza ravvicinata che lo attingevano alla guancia destra, alla spalla destra e alla regione temporale sinistra, quest'ultimo ritenuto mortale in sede di esame autoptico. Le indagini sono state avviate dai Carabinieri di Favara, coordinata dalla compagnia di Agrigento, hanno permesso così di esplorare sin da subito la pista del delitto scaturito in ambito familiare. Dalle prime testimonianze raccolte nell'immediatezza dei fatti dagli inquirenti, nonché da pregresso e diatribe tra le parti note ai Carabinieri di Favara, è emerso in maniera evidente un aspro conflitto tra la vittima, l'ex moglie e il padre di quest'ultima. Conflitti scaturiti da interessi economici connessi alla separazione tra i 2 coniugi. In particolare, l'attività investigativa si è concentrata sulle immagini registrate dai vari sistemi di videosorveglianza attivi nei pressi del luogo del reato, un'analisi che ha consentito ai carabinieri di ricostruire le fasi salienti di un delitto in maniera puntuale. I filmati visionati hanno documentato che l'autovettura di Lupo, una Porsche Macan, verso le ore 17:43 si dirige verso l'American Bar di Favara in via 4 novembre. Dopo aver parcheggiato, Salvatore Lupo scende così dal veicolo e si dirige all'interno del locale. Dopo alcuni minuti si nota il transito dell'autovettura Fiat Panda in uso all'ex suocero Barba, che si parcheggia nei pressi del medesimo bar. Il conducente quindi scende dal mezzo e si dirige presso l'esercizio commerciale. Pochi secondi dopo le telecamere registrano un fuggi-fuggi generale dei passanti e degli avventori che si trovavano all'interno del bar. Un trambusto dovuto chiaramente ai colpi di arma da fuoco esplosi all'indirizzo di Salvatore Lupo. Successivamente il conducente della Fiat Panda, il Barba, si allontana a bordo dell'autoveicolo. Il contesto investigativo così ricostruito viene suffragato dagli accertamenti di microscopia elettronica eseguita dai carabinieri del RIS di Messina, che, incaricati di analizzare i prelevi eseguiti sull'indagato e sull'autovettura Fiat Panda, hanno rilevato la presenza di numerose particelle di piombo, caratteristiche e univoche dell'esplosione recente di colpi di arma da fuoco. Sulla scorta di tali gravi e concordanti indizi di colpevolezza, quindi, la Procura della Repubblica di Agrigento ha emesso il decreto di fermo di indiziato di delitto a carico del 66enne Barba, che è stato associato presso la casa circondariale di Agrigento, ove prossimamente sarà interrogato dal GIP. L'uomo è accusato di omicidio con l'aggravante della premeditazione, dei futili motivi di porto e detenzione abusivo di armi comuni da sparo, una pistola calibro 38. Comandante, facciamo il punto su questa operazione brillantemente risolta. Questa mattina alle prime luci dell'alba abbiamo eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Agrigento, firmato dal procuratore capo, il dottor Patronaggio, e dai sostituti Paola Vetro e Chiara Bisso.
è la risultanza di tutte le prove che abbiamo raccolto in questi giorni. Già dalle prime ore dell'omicidio è stato chiaro chi fosse l'indiziato. Abbiamo atteso l'esito di un esame importante che è lo STAB per individuare delle particelle di polvere da sparo che hanno evidenziato in maniera univoca la responsabilità dell'omicidio. Si parlava appunto agitomertosa, Favara. Ecco, da un lato dobbiamo necessariamente dire che non ci sono stati testimoni, nonostante l'omicidio sia avvenuto in orario serale all'interno di un esercizio commerciale e vi sia stato poi un fuggi-fuggi di tutti coloro i quali erano presenti nei dintorni di questo bar, nessuno ha testimoniato in alcun modo. Di contro però va anche evidenziato che l'individuazione delle dinamiche familiari che sono emerse e che hanno poi motivato questo omicidio doloso premeditato ci sono state fornite da cittadini di Favara che hanno senza dubbio collaborato in maniera significante a individuare il quadro di polizia, il quadro investigativo che poi è stato suffragato dall'emissione del fermo della Procura. Comandante, può essere più preciso sulle motivazioni che hanno spinto all'omicidio, queste liti familiari, in cosa consistevano? Beh, nello specifico possiamo dire che questo omicidio è avvenuto in un alveo familiare senza dubbio per dissidi, per un litigio avvenuto in pubblico qualche giorno prima. È chiaro che ci sono poi delle altre motivazioni che avevano già turbato gli animi dell'omicida, ma anche della vittima, che sono al vaglio dell'autorità giudiziaria adesso. Si parla di un notevole ammanco di soldi? Al momento questa è l'ipotesi investigativa. Il prossimo 21 settembre saranno i sindaci a scegliere il direttore generale dell'AICA. Nell'edizione di oggi il quotidiano La Sicilia dà per certa la nomina dell'ex commissario Gervasio Venuti, nominato dalla prefettura nel 2018 per gestire il dopo Girgenti Acque. A quanto pare il nome di Venuti, che si è particolarmente distinto in questi anni, sarebbe condiviso dalla maggioranza dei sindaci. Sempre il quotidiano La Sicilia riporta un'intervista al presidente del consiglio di amministrazione dell'AICA, Geraldino Castaldi, il quale risponde alle critiche di alcune associazioni. Vaccinazioni hub a casa tua, coinvolto Facebook per allargare la platea di persone interessate. Arturo Cantella. Si torna a vaccinare, questo è il comunicato del sindaco Franco Miccichè. La scorsa settimana siamo scesi in strada con l'obiettivo di offrire una corsia preferenziale per accedere alla vaccinazione Pfizer. Abbiamo voluto dare l'opportunità ai cittadini di trovare un contatto diretto e immediato con figure professionali qualificate in grado di rispondere con competenza alle tante domande e curiosità in tema di vaccinazione. Incontri per il sindaco in molti casi utilissimo per superare timori e diffidenze. Dunque l'iniziativa anche in questo prossimo weekend, denominata Hub a casa tua, prosegue ad Agrigento con nuovi appuntamenti in centro città e in diversi istituti scolastici. Venerdì 10, sabato 11 e domenica 12, dalle 9 alle 23, il camper dell'ASP per i vaccini sarà presente a Porta di Ponte dalle 10 alle 17 nei seguenti istituti: Istituto Quasimodo di Villaseta, Scuola Primaria Montessori, San Leone, Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini ad Agrigento, Liceo Scientifico Politi ad Agrigento e delle Scienze Umane. Intanto la dirigente scolastica Nelila Librici dell'Istituto Comprensivo Quasimodo sita in via Mari 4 a Villaseta precisa che aprirà le porte al personale sanitario dell'ASP per effettuare senza prenotazione la vaccinazione anti-Covid a tutti gli alunni da 12 anni in su, ai loro genitori, ai familiari e a tutte le persone interessate che non si sono ancora vaccinate. L'istituto, diretto dalla dirigente Librici, metterà quindi a disposizione le aule
scuole gli strumenti e il personale interno alla scuola per una efficiente organizzazione del vaccino Day e per consentire una diffusione più capillare della campagna vaccinale. Un'iniziativa molto lodevole da un punto di vista sanitario, purtroppo scarsamente pubblicizzata, fa sì che molti utenti non sanno della campagna vaccinazione straordinaria in atto da parte dell'ASP di Agrigento. E domenica 12 settembre dalle 10 alle 17 a Villa Seta l'Istituto Comprensivo Salvatore Quasimodo ospiterà il personale sanitario dell'ASP per la vaccinazione senza prenotazione a tutti gli alunni dai 12 anni in su, ai loro genitori e familiari e a tutti coloro che non si sono ancora vaccinati. L'istituto, diretto da Nellina Liblici, metterà a disposizione le aule, personale e al fine di raggiungere l'obiettivo del vaccino Day per una capillare campagna vaccinale. Stato di agitazione per domani proclamato dal sindacato CISL del personale del 118. I lavoratori liberi dal servizio terranno un sit-in davanti l'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento per sollecitare l'attivazione del tunnel di sanificazione anti-Covid acquistato da 10 mesi e mai entrato in funzione. Over 50 senza vaccino, anche per questo la Sicilia rimane prima. Sono 4,1 milioni gli over 50, il 15,2%, che non hanno ancora completato il ciclo vaccinale con rilevanti differenze regionali. La Sicilia il 17,7%, il dato più alto, al contrario la Puglia con il 7,1% e il dato è dunque il più basso in Italia. Fra i 4,1 milioni di over 50 non ancora completamente vaccinati, 3,16 milioni non hanno ricevuto nemmeno una dose. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale della Fondazione Gimbe, secondo la quale in queste condizioni l'immunità di gregge è da considerare una chimera. A fronte di un sostanziale appiattimento dei trend di vaccinazione in questa fascia di età, continuano a salire le curve degli under 50, nonostante una flessione di quella 40-49 anni e un iniziale rallentamento di quelle dei 20-29 e 30-39. Rimane invece costante la salita della fascia 12-19 anni, segnale incoraggiante vista l'imminente riapertura delle scuole. Stando a quanto rilevato da Gimbe, nella fascia 12-19 anni il 40,1% ha completato il ciclo, al 23,1% è stata somministrata la prima dose e il 36,8% non ha ancora ricevuto nemmeno una dose di vaccino. A fronte di un dibattito politico e di una comunicazione pubblica che rincorrono percentuali, target di copertura vaccinali, afferma Nino Cartabellotta, presidente della fondazione. È bene ricordare che oggi non esistono i presupposti epidemiologici per conquistare la cosiddetta immunità di gregge in grado di proteggere i non vaccinati grazie ad una elevata percentuale di persone non più suscettibili al contagio perché vaccinate o guarite. Al momento, spiega peraltro la Fondazione Gimbe, nessun vaccino è approvato per i soggetti sotto i 12 anni compiuti, oltre 5,8 milioni di persone, il 9,9% della popolazione, tra cui il virus continua a circolare liberamente. I vaccini anti-Covid-19 approvati non sono sterilizzati, ricorda Gimbe, ovvero non conferiscono un'immunità totale contro il virus e anche chi è vaccinato ha una probabilità, seppure molto più bassa, di infettarsi e trasmettere il virus. Al momento in Italia l'efficacia del vaccino nei confronti dell'infezione si attesta intorno al 78%. L'efficacia dei vaccini nei confronti dell'infezione inizia a ridursi dopo circa 6 mesi dalla conclusione del ciclo vaccinale, in particolare nelle fasce anagrafiche più giovani. È inutile inseguire la chimera di una percentuale di popolazione vaccinata in grado di spegnere l'interruttore della circolazione virale. L'obiettivo di salute pubblica è quello di vaccinare tutti coloro che non presentano specifiche controindicazioni. Visto che questo obiettivo è oggi basato su robuste evidenze, spetta alla politica scegliere la strategia con cui raggiungerlo. Dal punto di vista scientifico,
tutte le carte sono in regola per istituire l'obiettivo vaccinale. Ed intanto dal 1 al 7 settembre scorsi, rispetto alla settimana precedente, si registra, dopo ben 9 settimane di aumento, una diminuzione del 12,5% dei nuovi casi di Covid e scendono anche i casi attualmente positivi. Questo va di passo con un'ulteriore frenata negli ospedali, dove si rileva un lieve aumento solo dell'1,3% di ricoveri in area medica con sintomi e del 3,5% di ricoveri in terapie intensive. Lo evidenzia sempre il monitoraggio indipendente della Fondazione Gimbe. Per la prima volta da fine giugno diminuiscono i nuovi casi settimanali, dichiara ancora Nino Cartabellotta, sia come numeri assoluti che come media dei casi giornalieri, che si attesta a 5.644. In 7 province si contano oltre 150 casi per 100.000 abitanti. Si tratta di Siracusa, Messina, Ragusa e Trapani con 170, e ancora Catania, Prato e Caltanissetta, in aumento anche i decessi. Sono 417, di cui però 82 relativi a periodi precedenti. Sul fronte ospedaliero afferma invece Renata Gili, responsabile a ricerca sui servizi sanitari del Gimbe, frena ulteriormente l'incremento dei posti letto destinati ai pazienti Covid. Probabile estensione invece per la prossima settimana del Green Pass per tutti i lavoratori del pubblico e del privato. Lo ha detto il sottosegretario alla salute Andrea Costa. Se lo smart working è stato uno strumento fondamentale nel momento più complicato del nostro paese, credo, dice Costa, che oggi dobbiamo creare le condizioni per tornare a lavorare in presenza e il Green Pass è uno strumento efficace per raggiungere questo obiettivo. Il sindacato CISL Federenergia della sezione Lazio critica il rientro dei lavoratori in azienda con il Green Pass. La protesta potrebbe estendersi anche alle altre regioni. È una novità che non ci piace, dice il sindacato, ma sarà una lotta dura vista la situazione dal punto di vista dei contagi. Il commissario dell'ASP di Agrigento, Mario Zappia, fa il punto sulla situazione Covid in provincia. Come vi dicevo, settimana scorsa il trend in discesa continua. Devo dire che questa settimana siamo il mitico pachiderma, siamo intorno ai 1200 positivi nella nostra provincia. Se ricordate avevamo toccato quasi un picco di 1900, quindi ci siamo un pochettino più rincuorati rispetto a prima. Questo vi vorrei dire come dato caratteristico. Anche i posti letto, a guardarli in questo momento rispetto ai numeri che abbiamo avuto soprattutto in terapia intensiva nel mese di agosto, perché il mese di agosto è stato un mese abbastanza impegnativo, in questo momento abbiamo solo 2 persone in terapia intensiva. 2 persone ovviamente sono a Ribera e una cinquantina di persone suddivise fra Ribera e Agrigento, nessuno in subintensiva. Quindi anche la situazione dei ricoveri sembra alleggerire un po'. La situazione epidemiologica invece come isola è sempre quella che vi avevo raccontato. Ancora la Sicilia nei quadranti di incidenza e prevalenza non compare perché è al di sopra del numero di contagi previsti dal grafico, e la Sicilia purtroppo ha un'incidenza un incremento del 2,8% e una prevalenza di 351, il massimo è 250, quindi ancora purtroppo siamo oltre i numeri consentiti dal grafico. Però devo dire che negli ultimi giorni anche la situazione delle incidenze, quindi nuovi casi di positivi in Sicilia, è scesa finalmente al di sotto dei 1000, cioè poi considerate che nel mese di agosto la Sicilia sola faceva il 20% di tutti i casi nazionali. Quindi sembrerebbe anche questa una buona notizia, però noi dobbiamo sempre concentrarci sui vaccini. Allora, i vaccini, la nostra provincia, diciamo sempre che ai primi posti, al primo posto per prime dosi abbiamo il 78% di popolazione vaccinata, e un dato importante anche sull'immunizzazione, siamo arrivati al 70% come media provinciale, quindi anche questo è un buon dato. Eravamo al 65, poi siamo saliti al 68, siamo al 70, e questo ovviamente è merito della popolazione che ha preso coscienza che il vaccino è l'unica soluzione. Adesso con il Green Pass che chiedono nei ristoranti, negli aerei, ci rendiamo conto che la libertà è un bene prezioso, e per poterla mantenere e per garantire la salute anche degli altri dobbiamo fare in modo che
non siamo noi gli infettanti, quindi questo è un concetto secondo me importantissimo, e su questo vi farò riflettere su alcune cose, sempre parlando di dati, mai di impressioni personali. Il medico di medicina generale, quindi il medico di famiglia, il pediatra per i bambini, è quello che ti accompagna dalla nascita e viene interessato a tutte le nostre ansie, a tutte le nostre paure, a tutte le nostre preoccupazioni. Quindi è quello che conosce meglio di tutti la popolazione. Ovviamente è facile capire che una persona del genere può convincere molto meglio come possiamo farlo ciascuno di noi il proprio paziente a vaccinarsi, e spiegargli la bontà delle vaccinazioni, che non è buona perché lo dico io, ma è buona perché è scientificamente e anche storicamente provato, e vi farò vedere qualcosa, che i vaccini sono l'unica soluzione per sconfiggere questa pandemia, ma lo sono state nel passato per le altre, quando tanti vaccini sono stati obbligatori e la gente non ha neanche discusso, ma neanche oggi discutono tanto. Vi faccio vedere un'altra cosa secondo me interessante, quindi la gente non ha neanche discusso, si sono vaccinati tutti, pensa alla polio, e la polio è stata debellata, così come anche il tetano, così come anche altre malattie endemiche importanti che sterminavano intere popolazioni, ma con la vaccinazione di massa obbligatoria si sono ridotte. Siamo impegnati in prima linea per riuscire a sensibilizzare la nostra popolazione, per riuscire a raggiungere quelli che sono i risultati sperati per una corretta gestione di questa pandemia. Quindi anzitutto l'aumento del numero dei vaccinati, che è fondamentale per riuscire a diminuire non soltanto la gravità della patologia nel momento in cui poi viene contratta, ma soprattutto appunto i contagi. Come diceva giustamente lei, il numero di vaccinati per la nostra provincia è di circa la metà della popolazione. Sono numeri purtroppo bassi, molto bassi rispetto a quella che è, la situazione a livello nazionale, e che dovrebbe essere appunto il risultato auspicato. Stiamo facendo tutto il possibile, ma soprattutto è fondamentale sensibilizzare la popolazione a effettuare una corretta vaccinazione e dirimente per combattere appunto questa emergenza che stiamo vivendo. E questo si vede anche dai risultati che abbiamo avuto nelle vaccinazioni. La maggior parte della popolazione messinese che si è vaccinata è nell'età compresa tra i 18 e i 30 anni. Statisticamente la popolazione tra i 18 e i 30 anni ha un numero di vaccinati superiore rispetto a quella che è la vaccinazione tra i 50 e i 70 anni, che dovrebbe essere la popolazione appunto che maggiormente dovrebbe ambire alla vaccinazione. E questo probabilmente dipende anche dalle fake news che girano su internet, che probabilmente la popolazione più giovane riesce a riconoscere e che invece magari la popolazione più grande ha difficoltà a discernere. Purtroppo viviamo in questo mondo, in questa società che ci tempesta di notizie di tutti i tipi, e riuscire a fare una corretta distinzione a volte è complicato. Sarebbe opportuno però in questi casi legarsi a coloro che studiano, agli scienziati, ai medici che parlano la materia, e affidarsi al loro consiglio e riuscire appunto ad avere notizie autorevoli e non qualunque cosa venga proposta in rete. È stato eletto il nuovo consiglio dell'Ordine degli Agronomi e Dottori Forestali di Agrigento. Sono stati eletti Maria Giovanna Mancione, Calogero Romano, Maria Ala, Calogero Carlino, Giuseppe Pistone, Calogero Fiore, Calogero Barba, Salvatore Avarello e Nazareno di Grigoli. Nel corso della prima seduta, il 13 settembre, verranno assegnate le cariche istituzionali. Altro stop per la caccia in Sicilia, tutto fermo fino al prossimo 2 ottobre, dopo l'accoglimento del ricorso degli animalisti e ambientalisti contro il nuovo decreto dell'assessore regionale all'agricoltura Scilla. I cacciatori potranno sparare solo sabato 11 e domenica 12 settembre, da lunedì scatterà lo stop deciso dal TAR. Difficilmente la Regione proverà ad emanare un terzo decreto che finirebbe per trasformare la questione in una telenovela. Le mura medioevali di Agrigento rischiano di crollare per incuria ed abbandono. Arturo Cantella. Circostanziata denuncia del vicepresidente del Codacons di Agrigento Giuseppe Di Rosa in merito alla stabilità del muro di sostegno di via Porta di Mare,
che rischia così di crollare l'ultimo tratto delle cosiddette mura medievali. L'incuria, l'abbandono, afferma Di Rosa, rischiano di trascinare quelle antiche mura che per legge della contrapposizione rischiano di mettere a repentaglio proprio quella linea ferrata che per molti decenni prima è stata la causa della loro demolizione. Nelle immagini girate dal Codacons di Agrigento sono ben visibili come la porta di mare lungo la linea occidentale delle mura, attraverso la quale ci si immetteva sulla lunga trazzera che conduceva al molo. Evidenti sono lo stato assoluto di abbandono della porta, il crollo di un tratto del muretto che chiudeva il terrazzamento sul lato sud e il pericolo incombente sui binari ferroviari che corrono in basso. Sullo sfondo a ferire la visita della valle dei templi, palazzoni costruiti negli anni peggiori dello sviluppo edilizio della città. Il codice dei beni culturali impone al proprietario di un bene culturale sottoposto al vincolo di tutela la salvaguardia e la conservazione dello stesso. Pertanto, continua il Codacons, considerato che la situazione, oltre a essere un grave pericolo per il patrimonio storico-artistico della nostra città, rappresenta un pericolo per la incolumità dei cittadini, visto che transitano a pochi metri dalle mura treni in entrata e in uscita dalla stazione centrale. Il Codacons continua dicendo: suggeriamo di intervenire tramite l'ufficio della protezione civile comunale, predisponendo un progetto di messa in sicurezza del bene, concordato con la sovrintendenza ai beni culturali di Agrigento, procedura che è stata già adottata con esito positivo quando si è trattato di salvaguardare altri beni anche in altre realtà. Nuova adesione a Forza Italia. Dopo quella di Giuseppe Piccone è arrivata l'adesione di Rosario Marino di Naro, ex consigliere provinciale. Marino si riconosce nelle posizioni politiche dell'onorevole Riccardo Gallo e dell'assessore Marco Zamputo. Accogliamo con soddisfazione l'adesione dell'amico Marino, e questo il commento di Gallo, Zamputo e dell'onorevole Margherita La Rocca Ruvolo. Il Lions Valle dei Templi a Naro per un evento in collaborazione con il Comune. Arturo Cantella. Si è svolto domenica scorsa, 5 settembre, a Naro, presso l'atrio dell'ex Collegio dei Gesuiti, un service di interesse nazionale dal tema Viva Sofia, due mani per la vita. L'evento è stato promosso dal Lions Club Agrigento Valle dei Templi, presieduto dalla docente Maria Assunta Iacona. Ha visto la partecipazione e collaborazione del sindaco di Naro, onorevole Maria Grazia Brandara, e si è svolto grazie alla preziosa partecipazione e collaborazione della Croce Rossa Italiana, Comitato di Agrigento, presente all'evento con il presidente Angelo Vita e con l'istruttrice Simona Fiorino. Il service ha avuto lo scopo di fornire conoscenze e procedure utili alla salvaguardia della vita, in attesa del personale del 112 o del 118, insegnando le manovre di disostruzione e di rianimazione di base, oltre a quegli elementi di primo soccorso e all'utilizzo del defibrillatore. Si propone quindi di sensibilizzare e informare i cittadini, portando a loro conoscenza l'aiuto efficace che può derivare in caso di emergenza dalle manovre salvavita. La presidente del Lions Club Agrigento Valle dei Templi, Iacona, ha introdotto il service, ringraziato il Comune di Naro per la sensibilità e la collaborazione dimostrata all'iniziativa, evidenziando l'importanza dell'attività di volontariato del Club Service per migliorare la qualità e le condizioni di vita della comunità e le condizioni in cui si opera. Ha altresì riconosciuto l'importante ruolo della Croce Rossa Italiana e la loro massima disponibilità alla collaborazione con il club. Nel frattempo il sindaco onorevole Brandara ha ringraziato i Lions per la preziosa presenza e per aver individuato nel comune di Naro il luogo per effettuare l'importante iniziativa, rappresentando così la propria disponibilità a ulteriori collaborazioni future. Nel corso del service ha anche relazionato lo storico professor Lillo Novella, illustrando le particolarità del luogo che ha ospitato l'evento. La presidente Iacona ha anche ringraziato il consigliere comunale dottor Giovanni Tellanova per la collaborazione e per la realizzazione del service. Numerosi soci cittadini che hanno partecipato e assistito fattivamente alle dimostrazioni delle manovre di disostruzione e di rianimazione di base sapientemente effettuate dal personale della Croce Rossa Italiana. Un evento che porta i Lions di Agrigento sul territorio tra la gente, con la gente e per la gente.
Manifestazione a Palermo dei lavoratori Almaviva e oggi sciopero generale. Deve essere, non può essere, deve essere l'applicazione della clausola sociale. Soltanto questo strumento può garantire continuità occupazionale ai lavoratori di Almaviva, il lavoro quindi nel gestore, nel fornitore che ha preso la commessa. Non solo può garantire l'occupazione, ma deve garantire anche tutele, diritti e soprattutto retribuzioni. Per noi è inaccettabile che ancora una volta a pagare devono essere i lavoratori, in questo caso lavoratori Almaviva, che da tempo soffrono condizioni economiche e condizioni retributive sempre al ribasso. In questi anni i lavoratori di Almaviva hanno subito decurtazioni della retribuzione e hanno subito anche gli ammortizzatori sociali che purtroppo l'azienda ha dovuto mettere in campo per assorbire eventuali esuberi. Si tratta di un passaggio di cambio di appalto, in realtà cambiando la stazione appaltante. La partita ITA con soldi governativi, quindi operazione governativa, società governativa, bandisce una gara d'appalto non per conto di Alitalia, con cui ha una discontinuità lavorativa, e fa saltare 10 anni di storia sindacale, perché con un'operazione del genere non si applicano clausole sociali, non si lega il lavoratore al lavoro. E considerate che in Sicilia, e in ogni caso in tutto il meridione, ma in Sicilia soprattutto, la partita potrebbe essere l'apertura di un domino che coinvolge non i 570 per cui oggi siamo qui, ma 12.000 persone che in Sicilia svolgono attività nei call center. Diciamo che la città è preoccupata perché 570 posti di lavoro nella realtà di Palermo preoccupa la città, ed è il senso dell'assemblea di oggi. Siamo delusi anche da quella che è stata l'avvio di questa vertenza, perché è una vertenza molto anomala, è anomala nel fatto che è una gara lampo che è stata gestita solo in 4 giorni, produce massimo ribasso, esclude la clausola sociale, e abbiamo sentito all'ultimo incontro ieri al Ministero, sembra quasi che ci fanno un favore a confermare la sede di Palermo e di rende per questi lavoratori. È complicato andare avanti così, è un soggetto pubblico, i soldi sono soldi pubblici, e non si comprende perché la convocazione arriva dal lavoro e non dal Ministero per lo Sviluppo, il MISE, perché prima di parlare delle ricadute ci piacerebbe pure conoscere quali sono le aree di sviluppo di questa scommessa industriale importante per l'intero paese. Non dimentichiamo che questa è la compagnia di bandiera che viene passata a un'altra esperienza industriale. L'aspettato incontro al Ministero del Lavoro non ci ha fatto ben sperare, perché abbiamo visto le istituzioni un po' tiepide e senza troppe risposte. Ci auguriamo che il 17 di settembre, quando è stato riaggiornato il tavolo, le istituzioni diano delle soluzioni che non possono essere altro che la clausola sociale, che è una conquista di tutte le organizzazioni sindacali e che, se riesce a sfuggire di mano, non sarà un problema soltanto per 621 lavoratori del call center d'Italia di Almaviva, ma sarà a catena un problema che riguarderà tutti i call center dell'outsourcing, perché ogni committente farà la stessa cosa, e quindi assolutamente le istituzioni e il Ministero deve riprendere in mano la situazione e garantire i posti di lavoro sia a Palermo che a Rende. E adesso pausa per la pubblicità, a tra poco. Reddito di cittadinanza, a Messina 102 denunciati. Vediamo. Maxi operazione portata a termine dai carabinieri nel messinese contro l'indebita percezione del reddito di cittadinanza. I militari, con l'ausilio del nucleo carabinieri Ispettorato del Lavoro di Messina, hanno denunciato in stato di libertà 102 persone ritenute responsabili di aver percepito indebitamente il sopracitato assegno statale. Inoltre hanno attivato presso l'INPS, ente che eroga il beneficio, le procedure per la sospensione e l'eventuale revoca del sussidio, attivando le specifiche verifiche sui pagamenti in favore degli indagati di somme pari ed oltre a 624.000 euro già versate dall'INPS. Al vaglio della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di Messina, diretta dal procuratore dottor Maurizio De Lucia, le posizioni di 62 persone, 32 uomini e 30 donne, mentre 19 persone, 14 uomini e 5 donne, sono state segnalate alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzoligotto, diretta dal procuratore dottor Emanuele Crescenti, e 21 soggetti, 15 uomini e 6 donne, sono stati segnalati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, diretta dal procuratore dottor Angelo Vittorio Cavallo. All'esito degli accertamenti svolti, i carabinieri della compagnia Messina Centro hanno denunciato 11 uomini di età compresa tra i 26 e i 71 anni, di cui uno di nazionalità marocchina e uno originario dello Sri Lanka. Analoga denuncia è stata avanzata nei confronti di 19 donne. I carabinieri della compagnia di Messina Sud hanno denunciato 12 persone, 2 uomini e una donna residenti in città, un uomo di Roccalumera, 4 soggetti di Aliterme, 2 individui di Scaletta Zanclea e un soggetto abitante a Fiume di Nisi. I carabinieri della compagnia di Taormina hanno denunciato complessivamente 20 persone, a Milazzo complessivamente 14, 9 uomini e 5 donne, 3 soggetti residenti a Torregrotta, 2 uomini a Pace del Mela, altri 2 nell'isola di Lipari, una persona a Rometta Marea e una a San Pierniceto, 5 donne denunciate a Spadafora, Rometta Marea e San Filippo del Mela. A Furnari i carabinieri hanno denunciato 5 uomini di età compresa tra i 26 e i 67 anni. A Gioiosa Marea altri 4 soggetti. A Santa Domenica Vittoria i carabinieri hanno deferito in stato di libertà un soggetto con precedenti di polizia. I carabinieri della compagnia di Sant'Agata Militello hanno segnalato 15 persone di età compresa tra i 27 e i 67 anni, 3 persone a San Fratello, un 45enne e un 35enne e una donna di 32 anni. A Mistrette i carabinieri hanno segnalato un 31enne e un 51enne di Capizzi. Tutti gli individui sopracitati avevano messo di comunicare all'INPS e interrogatore sopravvenute misure cautelari emerse al loro carico, attivando contestualmente le procedure tramite INPS per la revoca del sussidio. Siamo allo sport, pallavolo Aragona, presentato il nuovo allenatore. Presentato presso la sala stampa del Palasport Nicosia di Agrigento il nuovo allenatore della SEAP Dalli Cardillo Aragona, Stefano Micoli. All'incontro con la stampa ha partecipato anche il presidente Nino Di Giacomo, che tra l'altro ha ringraziato il coach per aver accettato la proposta di allenare la squadra aragonese. L'obiettivo principale è la salvezza, che per noi sarebbe come vincere il campionato. La sfida non mi spaventa, ha dichiarato il coach. Sono soddisfatto nell'organico che il presidente Nino Di Giacomo mi ha messo a disposizione. Il presidente Nino Di Giacomo ha espresso il suo dispiacere per non poter giocare nella città di Agrigento. Le partite infatti per irregolarità del Palasport Nicosia si svolgeranno a Canicattì. La speranza del presidente Nino Di Giacomo è che presso l'amministrazione comunale di Agrigento possa risolvere il problema dell'attuale struttura non ancora inaugurata e quindi non resa ancora agibile. Poter allenare in Italia, anche in A2, in seconda divisione, è ambizione per molti allenatori. Dopo un anno di inattività, a parte la parentesi di finale di Brescia, dove ho portato la squadra ho allenato la squadra in A1 nel finale, venendo appunto da inattività, come dicevo, allenare in Italia è dà grande valore, quindi ho accettato immediatamente. L'obiettivo è la salvezza? L'obiettivo primario è la salvezza, per noi è come vincere il campionato, diciamo. Soddisfatto della campagna acquisti? Che squadra è la SEAP Dalli Cardillo Aragona? Direi che sono soddisfatto, pur considerando che abbiamo agito un po' in ritardo, però abbiamo agito con oculatezza sulle scelte di mercato, quindi è una squadra che dovrà lavorare molto per entrare a regime, ma una volta arrivati lì dovremo mantenerlo. Che A2 dobbiamo aspettarci? È una A2, diciamo che è un campionato difficile, lungo, e speriamo di non andare nella parte a destra del tabellone e non finire nel girone di retrocessione. Purtroppo per 20 centimetri qua siamo in questo meraviglioso impianto che è un palazzetto dello sport, però in base ai nuovi regolamenti che non hanno concesso deroghe dobbiamo giocare in un altro impianto che è stato scelto, quello di Canicattì. Ci alleneremo qua perché anche là a Canicattì non ci sono spazi di poterci allenare, perché ci sono le squadre locali che ci fanno il calcio a 5, la pallamano e il basket.
e quindi non sarà facile, sarà un'annata purtroppo dura sotto tutti i punti di vista. Siamo ottimisti e speranzosi che il sindaco Micichega assieme all'assessore Giulla e tutta l'amministrazione riescano in tempi brevi a darci la possibilità di giocare nell'impianto distrettuale che ha le caratteristiche per poter ospitare il nostro campionato. Cosa vi devo dire? Siamo qua fiduciosi per il futuro. Che sapore ha questo ritorno in Serie A2 della SEAP Dallicardillo Aragona? Beh, è un ritorno voluto perché, come tutti sanno, 4 anni fa, quando noi facevamo la nostra tranquilla Serie C, Sergio Vella della SEAP mi ha invitato a stilare un progetto che vuole proprio riportare la pallavolo ad alti livelli ad Agrigento, perché non ci scordiamo che Agrigento è annoverata tra le città pallavolistiche, perché in passato ha avuto in contemporanea 2 Serie A1 e non è roba da poco avere 2 Serie A1, quindi siamo ritornati, c'è tanta voglia di fare bene. Quest'anno purtroppo siamo entrati in ritardo sul mercato per le vicissitudini che tutti sapete. Il nostro obiettivo è salvarci a denti stretti, lottando, ma siamo convinti di riuscirci. Giro di Sicilia, primi sopralluoghi per asfaltare le strade. Per prima ci ha pensato l'amministrazione comunale di Gela con un sopralluogo a lungomare dove giungeranno i ciclisti provenienti da Licata. Ricordiamo che la Regione per l'occasione ha stanziato migliaia di euro per le province interessate al Giro. Il Giro di Sicilia è previsto dal 28 settembre al 1 ottobre. Bene, è tutto, grazie per averci seguito e arrivederci.